Vaganti ha scommesso sul coinvolgimento di tutte le associazioni culturali della città e con la collaborazione con tutti gli altri attori che sono stati chiamati dall'amministrazione comunale per svolgere dare vita a questi eventi natalizi, animare la città, fare in modo che i cittadini si concentrassero nel centro cittadino e non migrassero verso aree periferiche e soprattutto non migrassero verso i centri commerciali esterni, quali appunto quelli che abbiamo nell'area di Predanieta. L'obiettivo è quello di coinvolgere il massimo numero di residenti e il massimo numero di operatori culturali e operatori commerciali. Ma abbiamo fatto rete con tante associazioni, questo è il Natale che si dovrebbe avere ogni anno, cerchiamo di portare i bambini al centro e anche i grandi, ci sono veramente tanti eventi, tanta luce, finalmente quest'anno si respirerà il Natale. Tutte le attività commerciali sono pronte, abbiamo fatto rete con i centri commerciali naturali per la prima volta perché sono abbastanza estese le nostre zone, quindi speriamo che tutto questo sacrificio porti qualcosa alla nostra città e che siano dall'Interland ad arrivare in città per vedere il Natale e non il contrario. E quest'anno avremo per la prima volta un Natale veramente ricco di eventi. Il Comune di Sassari ha lavorato e lavora in sinergia con le realtà del territorio. Quest'anno c'è stata veramente, dopo la manifestazione di interesse, un'unione di intenti proprio per regalare alla città questo momento magico. Sarà un periodo ricco di eventi, di luminose realtà, avremo veramente tante belle cose. Quest'anno il Natale sarà un dolce ricordo nei cittadini nella storia della città di Sassari.